La grande festa da una parte, quella delle famiglie, dei bambini, dei tanti che per settimane hanno lavorato per mantenere viva la tradizione. Dall'altra il picco di smog, l'aria irrespirabile, l'indignazione di chi si chiede se fosse davvero necessario, visto l'inquinamento già elevato degli ultimi giorni, dare il colpo di grazia alla qualità dell'aria con 200 falò sparsi in tutta la provincia, 10 solo a Treviso. I Panevin 2020 sono stati anche questo e sui social c'è chi invita a non uscire di casa in questa epifania. Valore record in città, 445 microgrammi di PM10 per metro cubo d'aria stanotte, sceso della metà alle 8 di stamattina, ma pur sempre 5 volte il limite consentito. Ad Arcade piazza come sempre gremita per il principale falò della Marca acceso dal presidente Zaia. C'è da dire che il popolo risponde bene a queste tradizioni, come diciamo noi, piuttosto che si perda una tradizione meglio che si bruci un paese. Vedo famiglie, vedo bambini, nonne, papà, mamme, nonni, insomma c'è di tutto in piazza. E questo fa ben sperare, dopodiché noi siamo un popolo che ha coesione, che guarda al futuro con positività e questo penso che sia assolutamente foriero di bei risultati. Una tradizione non va toccata, va preservata, assolutamente. A Treviso il sindaco Conte ha iniziato il tour dei Panevin dal suo quartiere San Paolo con il falò organizzato dagli scout, anticipando il dibattito sullo smog di oggi. Come ogni anno ci saranno le polemiche sull'inquinamento, ma credo che non siano i Panevin il problema dell'inquinamento globale. Se invece dai Panevin cominciamo tutti quanti a comportarci un po' meglio tutti i giorni, anziché questa sera, credo che possiamo migliorare davvero la situazione della nostra città. Stefano Pelloni, capogruppo del Partito Democratico, su Facebook pubblica un post muto allegando il grafico ARPAV che registra il picco di inquinamento, ma tra i Dem c'è anche chi assolve i Panevin. E io penso che oggi si possa chiudere un occhio, però qua bisogna trovare delle soluzioni perché sono 5 giorni che in questa città non si respira, per cui da un lato i falò vanno rispettati e io sono per quello, dall'altro bisogna trovare subito delle soluzioni. Comunque viva la Befana e viva i falò!